Buongiorno a tutti, sono qua Gio Stefano, direttore del Consorzio Vini Venezia, realtà consortile che ha la fortuna di tutelare e promuovere i due territori storici del Piave e dell'Isompra Maggiore e il territorio della denominazione d'origine controllata Venezia DOC. Oggi mi trovo all'interno del vigneto sperimentale presso il giardino mistico dei Frati Carmelitani Scalzi di Venezia, vigneto che racchiude un progetto consortile nato circa una quindicina d'anni fa per recuperare la biodiversità viticola lagunare proveniente dalla Serenissima Repubblica, per fare il punto della situazione dell'andamento fenologico e fitosanitario proveniente da questi nostri tre territori per l'appunto. Il primo quadrimestre del 2022 ha segnato sicuramente scarse precipitazioni nei tre territori, per l'appunto dell'Isompra Maggiore, del Piave e della Venezia DOC. Poche infatti sono state le zone, i vigneti che hanno avuto la fortuna di ricevere precipitazioni degne di nota in questi primi 4 mesi. Oltre a questo, le temperature minime, spesso al di sotto dello zero termico, hanno fatto sì che si segnalasse un ritardo nella fase di germogliamento. Fortunatamente, seppur non in grandissime quantità, a cavallo tra l'ultima decade di aprile e la prima di maggio si sono segnalate alcune precipitazioni che hanno garantito un po' di ristoro all'apparato radicale, e dall'altra parte un po' di pressione funginea che fortunatamente, anche grazie alla bravura dei tecnici e degli operatori aziendali, è stata ben controllata. Nella seconda e terza decade di maggio temperature spesso al di sopra dei 30 gradi e scarse precipitazioni hanno fatto sì che la plasmopera viticola, la peronospora per l'appunto, si bloccasse fondamentalmente. Queste alte temperature hanno garantito anche un recupero su quei giorni che inizialmente avevamo perso, ovvero la fase iniziale, garantendo quindi un anticipo di qualche giorno nella fioritura e nella successiva allegagione, ipotizzando una raccolta, soprattutto delle varietà precoci come il Pinot Grigio, verso il 22-25 di agosto. Continua infine la lotta obbligatoria in questo periodo lo Scaphoideus titaneus, vettore della flavescenza dorata per l'appunto, e l'attività di formazione messa in piedi, in moto dal Consorzio Vini Venezia grazie ai ricercatori, grazie al supporto del CREA, nei confronti per l'appunto dei propri associati in merito al rilevamento, al riconoscimento in campo degli stadi giovanili e a breve degli adulti di questo rincote.